Eccoci, eccoci live. Allora, penso che tutto funzioni. Sposto il microfono un po' più in alto, magari. Tipo così, ok. Già una persona, due persone, buono, buono. Palesatevi. Raga, mi sto rompendo le palle in una maniera che voi manco vi potete immaginare. Two persons, ma nessuno scrive. Ciao Luciano, ciao Alcamma. Allora siete voi due le persone che si dovrebbero palesare e che si sono palesate. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Che me dite, regà? Tutto a posto? Intanto non so se metterci il coso sotto al PC per alzarlo un pochino, però anche così va bene, dai. Se lo famo andare bene. Ma mi sentite? Ciao Alessandro. Ciao Alex. Una domanda, mi si sente? Ok, presumo di sì. Ok, ok. No, perché c'avevo il dubbio che non si sentisse un cazzo. Tutto bene, dai, tutto bene. Non ci lamentiamo. Fatto sta live perché effettivamente era da un po' che non ne facevo una di live. Era un bel po' e mi mancava farle. Quindi colto la palla al balzo del fatto che ci stanno le soste e quindi vai di live e probabilmente non potrebbe essere nemmeno l'unica per oggi perché credo che forse anche stasera ne farò una perché tanto non ho una minchia da fare e quindi perché mai? E effettivamente a me rompono un po' il cazzo, cioè per carità mi piace pure guardare la nazionale, tutte queste cose, però dopo un po' mi romper Cagliari. Mi romper Cagliari, non mi romper cazzo, mi romper Cagliari. E quindi famo due piccioni con una fava. Ecco qua, live durante la sosta. Ovviamente come sempre, se ci avete qualcosa da chiedere, qualsiasi cosa, rispondo a tutto. Ha messo Bellotti al posto di Ciro. Ciao Zares. Ma sinceramente a me sti cazzi dell'Italia, cioè mi importa fino a una certa, ste partite così non è che mi entusiasmino più di tanto, devo essere sincero. Se avessero la stessa importanza di Italia-Svezia, me ne guarderei pure, ma Armenia-Italia sono partite che sinceramente posso fare anche tranquillamente a meno di vedere. Non mi interessano. È Armenia, poi sì, Armenia-Italia. Quindi Mkhitaryan contro Italia. Fai il video delle Adrenaline dove dice no, non so cosa siano. Prossima partita subito Simeone Joao. A me Joe è sembrato pronto, ma Giovanni è sempre stato pronto. Perché comunque è un giocatore che ha delle buone caratteristiche. Purtroppo l'anno scorso può capitare un'annata storta, la sua è stata molto molto storta. Purtroppo mi dispiace per lui, però secondo me a Cagliari potrà tranquillamente smentire tutti, tutti. Quindi in condizione è in condizione. Secondo me nella partita con l'Inter, tolto quando è entrato e gli ultimi 5 minuti, ce ne sono stati, c'è stata mezz'ora in cui Simeone non si è visto e non si è sentito. Ok che praticamente da quando abbiamo pareggiato, alla fine il Cagliari praticamente possesso palla a zero, non teneva un pallone e soprattutto non andavamo in avanti, quindi Simeone è ovvio che non lo sentivi. Però poteva fare qualcosina in più. Dato che ha detto che gli piace muoversi, poteva rientrare un pochetto a Nassa e il pallone, però giustamente non è che poteva rientrare fino in difesa per Nassa a Pia. Senza Pavo non c'è gusto. Purtroppo poi 7 mesi fuori è una batossa non da poco. Le carte da calcio.
Mi piacciono più le figurine classiche, non so cosa siano le Adrenaline, però. Mkhitaryan alla Roma è diventato un fenomeno, i tifosi dell'Arsenal hanno festeggiato come una Champions. Ma Alcamma, te lo sai meglio di me come diventano i tifosi romanisti, cioè, non mi sembra nemmeno una cosa nuova. Non è una cosa nuova. Piatevi Casito che è forte. Io c'è sta un giocatore della Lazio che mi prenderei volentieri, che è Jordan Lukaku. A me il primo anno alla Lazio mi è piaciuto tanto. Poi ne discutevo pure con Giovanni, che gli ho detto pure a lui, se c'è un giocatore dalla Lazio che mi potrei inculare da voi, non sarebbe nemmeno coso, Milinkovic Savic, perché è innegabilmente uno dei migliori giocatori adesso in Serie A. Però sarebbe veramente troppo per il Cagliari. Invece Lukaku, secondo me, sarebbe un giocatore perfetto. Se lo prendi in condizione, in forma, ti devasta la fascia sinistra. Te la devasta. Mm. Ciao Christian, appena entrato Joe poi ha dato dinamicità e profondità, cosa che ovviamente Cherry non dava per niente. Ma Cherry, che te dà Cherry in campo? Oltre a farti frastimmare, Cherry tendenzialmente cos'è che ti dà? Prima partita ha causato il rigore e ha fatto praticamente vincere lui il Brescia, ma non è stato soltanto colpa sua. A seconda partita si è mangiato un gol davanti alla porta, cioè, non lo so. Poi dici perché se incazziamo con lui? Cioè, per carità, non è colpa sua che è stato pagato 10 milioni, però permetti che a noi ci rode un po' il culo. Cioè, mi pare una cosa più che normale. Lukaku è sottovalutato, sì, pure per me. Pure per me Lukaku è sottovalutato, molto sottovalutato. È fisico ed è forte, quando entrava a partita in corso cambiava la partita, ma porca troia era una macchina sulla sinistra Lukaku. Io l'ho amato alla follia. Era un giocatore che a me veramente piace da morire, piace tuttora da morire. Dispiace che non riesce a trovare spazio. Cherry vergognoso come sempre, ma magari prendiamo Jordan Lukaku, sempre meglio di Liku Giannis. Vuoi mettere sulla sinistra Liku Giannis, sì. Lukaku e Pellegrini? Tanta roba. E non ti costerebbe nemmeno più di tanto. Lo so che era rotto al camma. Ciao Alessandro. E poi contro l'Inter ha deviato... anche. Quindi vedi, sta sempre di mezzo lui. C'è sempre lui di mezzo. Ecco che mi stava a dimenticare. Potrebbe anche giocare, ma a sinistra c'è sta Radu, capitano, poi ritrovato sta stagione, non lo so. Non lo so se... Io lo spero per lui che possa trovare spazio, perché è un buonissimo, buonissimo giocatore, che a me piace veramente tanto. Infatti nel mercato... E Johnny. Infatti io nel mercato che farei del Cagliari l'ho preso perché, regà, è tanta roba. Oggi c'è Italia-Armenia, sì, ma... mm, non mi interessa a me, sinceramente. Ciao, ma la cessione al 90° di Romagna, parliamone. Non ci ho fatto un video, effettivamente. Tra l'altro sono un coglione perché io avevo fatto pure il video su Ann, sulla cessione di Ann, però quando è stato ceduto non l'ho pubblicato, ce l'ho ancora in privato il video su Ann. Pensate come sto messo. E penso che a questo punto non lo pubblicherò mai perché non c'ha senso pubblicarlo adesso. Comunque, parliamo brevemente della cessione di Romagna. Non ha senso. Semplicemente non ha senso. È vero che l'anno scorso ha giocato veramente pochissimo, veramente, veramente poco. Però, sinceramente, se devo dar via uno in difesa, darei via o Cepitelli, nonostante sia il capitano, perché è quello che ha fatto più errori, o Klavan per recuperare la forma fisica, o Valujevic perché è arrivato adesso. E quindi un anno di prestito se lo potrebbe tranquillamente fare. Romagna è uno di quelli che nel bene o nel male te la dà una sicurezza proprio, cioè vai abbastanza sul sicuro con Romagna. Non capisco il cederlo e soprattutto non riesco nemmeno a capire la formula con cui è stato ceduto, perché c'è chi dice diritto e c'è chi dice obbligo di riscatto, quindi mo stai vedendo sta la verità,
Il sito del Cagliari decide diritto, quindi io mi affido più a quello che dice il sito del Cagliari. Però a quanto è sto diritto? Perché tanto il sito non te la dà mai la cifra esatta. Però a me mi interessa saperlo. A quanto è il diritto? Quanto ci guadagniamo se eventualmente il Sassuolo se vuole prendere Romagna? Perché se va via a 2-3 milioni, io mi incazzo e manco poco. Comunque, Lulic c'ha, di piedi, c'ha i piedi che in confronto io so Pirlo. Comunque daremo via Pajak e poi giochiamo col centrocampo a 5. Condivido la tua esclamazione finale, la condivido appieno. Ho paura per la nostra retrocessione. Maran bisognava esonerarlo in estate. Ora è troppo tardi. E io so, è da quando l'hanno riconfermato che lo dico praticamente. Maran andava esonerato quest'estate. Ma io so anni, cioè anni, mo non esageriamo, per modo di dire, però. So anni che continuo a dirlo che Maran non c'ha gioco, Maran non c'ha mentalità, Maran è uno quadrato che le sue fisse non gliele leverai mai e sempre lì sta. Adesso, adesso dovrebbe essere esonerato perché c'hai lo stop, c'hai la sosta per le nazionali, un allenatore si potrebbe integrare nel migliore dei modi e con la rosa che c'hai tu all'Europa League ci puoi puntare, perché parliamoci chiaro, continuerò a ripeterlo fino alla morte, nonostante c'è qualcuno che si continui a dire che l'obiettivo del Cagliari è la salvezza. Il Cagliari attualmente con la rosa che ha, non con l'allenatore, con la rosa che ha, può puntare tranquillamente all'Europa League. Non ci piove. Cioè, io prenderesti Meneses o qualche altro attaccante svincolato? Dipende che prime punte ci stanno svincolate. Ben Arfa non è proprio una prima punta. Che poi Ben Arfa non stava tipo in Francia l'anno scorso? Ti sarebbe piaciuto Skrtel al Cagliari? Ma sinceramente non sono mai stato un fan di Skrtel, non mi è mai sembrato un difensore centrale così forte. Poi per carità, non metto in dubbio che le sue potenzialità ce le abbia, però mi sarei accontentato anche di meno. Ben Arfa è più seconda punta. Seconda punta. Ah, era nel Ren, ecco, vedi, mo ricordo. E io l'ho preso al Fanta. Se hai preso Skrtel, mi sa che mo te conviene prendere Kier. Così. Oh, ciao Dani. Jeremy Menes. Che tra l'altro mi ricordo fece un gol con la Roma contro di noi. Bestiale, si smarcò sto mondo e quell'altro. Intanto Cellino in avanti ha pure Madri, sempre al 90°. Ma tanto il Madri da adesso è bollito. Il Madri di adesso è bollito. E meno male che ci abbiamo già giocato col Brescia. Se no questa era un'altra purga, sicuro. Però il Brescia zitto zitto ha preso Romulo. E quello già è un acquisto. Già è un acquisto. Ehm, Madri era come Farias già 15 anni fa. C'è anche Giuseppe Rossi libero, solo che è fatto di cristallo. Esatto. Giuseppe Rossi, cioè, gli fai così ed è morto. Fuori 6 mesi, rotto, crociato, tutto. A Roma hai visto Samara? Ancora no. Ancora no.
Non so che cazzo sta succedendo. Sta mare del merda è passata sotto casa mia. E ho visto che pure a Cagliari girava. Ma un ritorno di Robert, guarda, se tu vai a vedere nella carriera d'Acquafresca, il meglio è riuscito a darlo solo al Cagliari. Solo e soltanto al Cagliari è riuscito a dare il meglio. Però ci avrà 35-36 anni. Mo' il compleanno lo fa l'11 settembre. È vecchio. Io lo riprenderei per una questione più che altro di cuore, perché ci sono affezionato a Robert, però ovviamente come contributo in campo non ti darà mai niente. Se conosci Gaich, ti sarebbe piaciuto averlo a Cagliari? Non lo conosco. I'm sorry. Attaccante argentino buono, non lo conosco. Ho visto un attaccante guardando gli highlights su DAZN della Coppa Sudamericana o Coppa Libertadores, non me lo ricordo, e mi è rimasto impresso un giocatore spaziale, nemmeno so come si chiama, è il numero 11 del Gremio. Mi è rimasto impresso, è un giocatore fenomenale. C'ha uno scatto nel breve termine che è un qualcosa di micidiale. Andatelo a vedere, non so come si chiama, è il numero 11 dell'Everton, sì, dell'Everton, del Gremio. Allora ecco perché mi è uscito Everton, allora lo conosco. Non so se è lui, perché io sentivo Milan-Everton Gremio, però non so se è il numero 11. È il numero 11 del Gremio, è un giocatore spettacolare, spettacolare. È proprio un giocatore brasiliano, ma si vede proprio. Ma quale cuore e cuore? Serviva una punta e anche quest'anno le noccioline con Cherry e le Murrunge ci hanno privato di Pavoletti. Cosa ci voleva spendere 15 milioni per un buon attaccante? Tutto il calciomercato del Cagliari è costato tanto. Cioè, secondo me era giusto dare in prestito Cherry, ma visto non è andato bisogna supportarlo al massimo. Ogni volta che si entra sui social ci sono un sacco di insulti contro di lui e per un ragazzo del 1996 non deve essere piacevole sentirsi insultato un po' da tutti. Allora, Giuseppe, posso dirti che essendo anch'io del 1996, la gente non ti insulta a caso, ok? Partendo da questo presupposto. Ok che molti gli danno contro per quel fatto dei 10 milioni e io sono il primo a saperlo che poverino non è colpa sua se è stato pagato 10 milioni e su questo penso che siamo d'accordo tutti. Ma tu mi provochi il rigore con cui vince il Brescia. E vabbè che giustifichiamolo un pochino dicendo che stava di spalle e non poteva vedere, però tienila attaccata al corpo. Poi ti mangi un gol contro l'Inter perché te lo mangi e poi ti fai quasi autogol. Ti fai un mezzo autogol. Come fa uno a supportarti? Perché se lì sei tu che te ci metti l'impegno a fa male. Io te posso pure supportare, ma dopo che non hai fatto un gol in Serie A, dopo che hai fatto soltanto un gol in Coppa Italia contro il Chievo, e dopo che hai fatto ste cappellate 2 volte di fila alle prime 2 giornate nell'annata del centenario, io come faccio a supportarti? Ma a me mi mancano proprio le basi. Ma anche se mi ci impegno non ti riuscirei mai a supportarti. Perché non ce la faccio, mentirei. Quindi, penso che a questo punto sia Everton, sì, Zares. Ciao Music Passion. Robert sarebbe un bel ritorno, ma solo di cuore. Hai visto la recensione di Nandez e il cross? Sì, Nandez è proprio un'altra cosa.
Sto Everton che vale 40 milioni da 23. Ma io l'ho visto, regà, cioè, sto giocatore è un qualcosa di bestiale. Everton è veramente un qualcosa di bestiale. È un qualcosa di allucinante, Everton. È veramente forte. Ragazzi, Cherry è indifendibile, non sa fare una sponda, non stoppa la palla, non salta di testa, non sa appoggiare o scaricare la palla, ha due ferri da stiro dei piedi, non segna, sono anni così. Cosa cazzo volete difendere? In effetti. Ok, numero 11 del Gremio Everton. Chi vedresti bene per un eventuale dopo Maran? Io vedrei bene Gattuso. Sicuramente serve uno che ti dà motivazione. E Gattuso penso che questo sia il numero uno insieme a Mihajlovic. Non so se Serse Cosmi allena ancora il Venezia, ma Cosmi a livello di tattica non mi fa impazzire. Un Guidolin magari. Un Guidolin che male non fa mai. Ranieri secondo me è il nome perfetto. Sarebbe anche a mio modo di vedere un gradito ritorno. Quindi ce ne stanno di nomi. Ce ne stanno di nomi. Io prenderei Guerrero nell'Internazionale, 35 anni, ma ancora qualcosa da dare, è il mio sogno nascosto. Ma il Guerrero, quello che stava in Bundesliga? Gattuso sarebbe il top, non sarebbe male. Purtroppo Cherry è sotto contratto con il Cagliari e non è che si sveglia una mattina e dice quasi quasi me ne vado come se fosse niente. Ci sono un sacco di milioni spesi su di lui. Ma non significa niente, ci sono 4 milioni spesi su Seter, ci sono milioni spesi su Despodov, ci sono milioni spesi su Romagna. Non significa niente il fatto che siano stati spesi un sacco di milioni su di lui, perché se tu lo mandi in prestito secco, non è che la squadra te lo compra. Quindi non sta a significare niente. Sono stati spesi troppi soldi su un giocatore che effettivamente vale un decimo di quello che è stato speso. Con il Pescara, che è stato l'unica esperienza che ha avuto in Serie A, oltre al Cagliari, è durato 6 mesi. 6 mesi è durato con il Pescara. 6 mesi. L'hanno cacciato via. Perché si sono resi conto che effettivamente non è un giocatore che può giocare in Serie A. Ma non sono io a dirlo, sono i dati che lo dimostrano. Non ha fatto un gol in Serie A. Ci abbiamo Longo 2.0. Io come faccio a supportare uno così? Come faccio? Cioè, non è perché non lo voglio io, ma perché proprio mi riesce impossibile farlo. È proprio la realtà che me lo impedisce. Prenderesti Diabate ex Benevento? No. A me fa impazzire il giovanissimo del Nizza, Tal, che è un terzino algerino. Non lo conosco. Non lo conosco. Ah, quel Guerrero faceva i botti qualche anno fa. A me piaceva un giocatore che anni fa militava in Bundes, non so quanti se lo ricorderanno, Kevin Kurani, attaccante dello Schalke 04. Io ero innamorato fracico di Kevin Kurani. Pablo Guerrero, non mi ricordavo il nome. Sapete che Patrick ha vinto una Champions con il Barça? Sì. È un giocatore della Serie D, Cherry, dai cazzo. Ma è un giocatore, no, non è che è da Serie D, è da Serie B. Ma è palese che sia così, è quello il fatto. Perché mo vabbè dai contro. Serie D no, te lo posso assicurare, però è da Serie B. È da Serie B e si vede perché in Serie B è riuscito a dare il meglio. In Serie B con noi è arrivato in doppia cifra. Quindi è un giocatore da Serie B che è stato pagato troppo. Punto. Non sto dicendo che è forte, ma sto dicendo che dobbiamo supportarlo affinché faccia qualcosa in più. Ma come fai a supportarlo dopo tutto questo? Cioè, a me non mi viene il fatto di supportarlo.
Perché a me non mi basta che tu c'hai la maglia del Cagliari addosso per ottenere il mio supporto. Facciamo un esempio, proprio l'esempio più lampante, no? Pisa Dog è arrivato al Cagliari con lo scetticismo più totale. Tutti dicevano è venuto a Cagliari solo perché è un pupillo di Rastelli, è venuto a Cagliari perché è un raccomandato, non è buono, chi cazzo se siamo presi? Se ne so dette di tutti i colori su Pisacane. Adesso qualcuno provi a toccare Pisacane. Qualcuno provi a toccare Pisadog. Ti si scatena la gente. Perché io sono il primo a dire che Pisacane non è un giocatore che ha delle qualità sensazionali, ma ha dimostrato un attaccamento alla maglia che nessuno in questi ultimi anni. Nessuno. Cherry, sinceramente, tutto questo attaccamento alla maglia non me lo trasmette, non me lo dimostra. Quindi, tralasciando questo, ti ripeto, non ha fatto un gol. In Serie A non ha fatto un gol, cioè abbiamo un lungo 2.0. Io come faccio a supportare uno così? A cosa mi devo attaccare per supportarlo? A malincuore spero anch'io che venga esonerato Maran, ma non perché voglio andare alla contro al Cagliari, ma semplicemente perché è inadatto. E secondo me è palese. Ci lamentavamo di Larry, ma Cherry è 5 volte più scarso. Ma sta scherzando, ma Larry Bay, Tiago Ribeiro, sono tutti superiori a Cherry. Longo se la combatte con Cherry, perché per adesso hanno lo stesso rendimento, un gol in Coppa Italia e 0 in Serie A. Cioè, non è che mi sto a inventare chissà che, è la realtà. Scusate un attimo. Eccomi. Se sconfitte nelle prime tre sarebbe veramente un disastro. Speriamo di no. Caicedo al Cagliari ce lo vedo, ma Caicedo è una seconda punta, non è una prima punta. Fidatevi di me, che a Parma perdiamo, si comincia a far punti con il Genoa in casa. Ciao Miro, no, no. Ciao Andrea. Miro, per favore mi saluti zio Ettore e zio Antonio. Ciao zio Ettore e zio Antonio. Io Bruno spero che tu ti stia sbagliando. Io sinceramente lo spero. Però secondo me a prescindere dal risultato che ci sarà contro il Parma, Maran deve essere esonerato, perché non può andare avanti. Non ti garantisce niente. Di niente, Christian. Massimo rispetto per Pisacane e per la sua umiltà, meriterebbe una convocazione in nazionale. Assolutamente. Allora, sinceramente, non so di questa filosofia di pensiero. Tutto rispetto per quello che ha vissuto Pisacane, rispetto per come ne è uscito e per il... Mi ricordo ancora quando è esordito in Serie A, me lo ricordo ancora. Però non allargamosi a di cose del genere, perché in nazionale ci si va se te lo meriti veramente e se fai qualcosa, ok? Questo è come la vedo io, sinceramente. Ridendo e scherzando, anche il Genoa ha uno squadrone, poi con il grande allenatore che hanno. Quello sì. Andreazzoli, Andreazzoli è un signor allenatore. Andreazzoli poi te la fa girare bene la squadra. Servirebbe uno come lui. Ciao Peppo, buonasera.
Pinamonti e Quame là davanti. Quame che tra l'altro se dovevamo prendere noi, non doveva andare al Genova, doveva venire da noi. Quame io l'ho sempre voluto perché l'avevo visto a Cittadella che era forte. Era forte. Pinamonti, tutti gli esperti di Football Manager lo conoscono, tutti quelli che giocano a Football Manager conoscono Pinamonti. Almeno uno in una sua carriera, ognuno in una sua carriera ha preso Pinamonti, sempre, sempre. Andreazzoli è il nuovo Sarri, sono sicuro. Ma fino a sta affermazione non mi spingerei, però sicuramente secondo me Andreazzoli e De Zerbi sono due allenatori in rampa di lancio, due grandi allenatori. Secondo me faranno bene, faranno molto molto bene. Fa un caldo bestiale. Ah, tra l'altro, ragazzi, volevo dire sta cosa e poi mi sono scordato di dirvela. Così, tanto per dirvela. Ehm, D'ora in poi, nell'info box, nella descrizione dei video, ci sarà sempre un link che è la lista desideri di Amazon, per dirvelo, perché comunque mi sono reso conto che con la monetizzazione non guadagno un cazzo, quindi qualora qualcuno fosse interessato ad aiutarmi, può trovare il link della lista dei desideri su Amazon. Ve lo dico così tanto per completezza di informazioni. Ovviamente non dovete comprare per forza qualcosa, non è che se non comprate vi ammazzo, però era per dirvelo. Per Burazzisti si è visto che non viene fatto perché il giocatore è di colore, ma perché volevano restare chi calciava il rigore. Non capisco perché sempre a Cagliari tirano fuori queste storie. C'hanno da speculare. Se no i giornalai non vendono. Tra l'altro io tecnicamente ci dovevo fare un video su sta cosa, ma poi ci ho pensato e non lo faccio perché non voglio dar fiato alla bocca tanto per, sinceramente. Non conosco benissimo le cose e quindi non me la deve mettere di cose che poi si potrebbero ritorcere contro di me. In nazionale c'è andata gente molto peggiore di Pisacane, non lo metto in dubbio, però lì è colpa di chi li convoca. Varane schiera male pure Nainggolan. In effetti, non ci vuole una scienza per capire che può giocare tranquillamente quel mezzalo o trequartista e lui giustamente lo mette davanti alla difesa. Complimenti. Comunque le Mutungi ci hanno colpito alla grande, fatti fuori i Grani e Paoletti in un colpo solo, i più forti per i ruoli chiavi per vincere, porca puttana. Lo so. A De Zerbi servirebbe cambiare squadra per fare un salto di qualità personale suo. Beh, diciamo che a Sassuolo comunque un altro anno ci potrebbe rimanere. Hai visto che Mario è andato al Brescia? Sì, ho visto. Minimo ci purga il ritorno. Speriamo di no, già ci ha purgato una volta col Sassuolo. Saresti d'accordo a una terza competizione europea? No, ne bastano due. Ne bastano due. La terza competizione europea è stata inventata per dare prestigio all'Europa League. Punto. Punto. Che poi paradossalmente, raga, sembrerà una stronzata, però pensateci. È, diciamo, c'è più probabilità di andare in Champions piuttosto che di andare in Europa League. Perché i posti per la Champions sono 4. Quindi ovviamente è più difficile classificarsi fino a lassù, ovviamente. Però è più facile andare in Champions. L'Europa League la stanno snobbando tutti, ma io non riesco a capire il motivo, sinceramente. Forse è che ci stanno troppe squadre del cazzo, o comunque è diventata una semi-porcheria. Ma quando era Coppa UEFA, era una signora competizione. E si è chiamata Coppa UEFA fino al 2007-2008. Cioè io andavo alle medie quando ha cominciato a chiamarsi Europa League. E non riesco a capire perché c'è stato sto distacco, sto cambiamento radicale, nel senso c'è stato un cambiamento del regolamento tra Coppa UEFA e Europa League
Perché è possibile che prima la Coppa UEFA era una signora coppa e adesso l'Europa League non se la incula nessuno. Non riesco a capire il motivo. Il problema non è il boom, ma sono le persone che la intendono come una cosa razzista. Se la cosa veniva fatta a un bianco non succedeva nulla. Anche quello è vero. Anziché regalare i romani al Sassuolo, Carli doveva corteggiare De Zerbi. Esatto. Hai visto la lettera dei tifosi interisti a Lukaku? Ho letto qualche estratto. E poi il video degli interisti che insultano i sardi. Tra l'altro quello me l'ha inviato te, Christian, su Instagram. Abbiamo una BMW guidata da uno che ha sempre usato un motocarro. In effetti. Perché ci sono 5 miliardi di squadre, ecco perché non conta un cazzo, ma cioè, pure prima in Coppa UEFA, cioè penso che i criteri dell'entrata nella competizione, a prescindere che si chiamasse Coppa UEFA o o Europa League, erano gli stessi. Non mi sembra fossero de meno le squadre. O mi ricordo male io, però se non mi sbaglio il quantitativo di squadre era sempre lo stesso. Quella partita in cui Purgommati fu una delle partite più brutte che abbiamo visto in vita mia. Ma se uno gli tira un rigore contro, e cosa vuole? Applausi perché è nero, hanno fischiato più Barella. Anche Barella è stato fischiato abbastanza, poi è stato applaudito. Che poi se la vinci va in Champions e più ti gioca la Supercoppa UEFA e ti porti a casa una coppa. Guarda il Siviglia, appunto. Seguirà il Cagliari anche allo stadio quest'anno? Ovviamente alla Sardegna Arena proprio no, per ovvi motivi. E credo, non è ancora sicuro perché nulla è sicuro, che forse vado a vedermi Roma Cagliari all'Olimpico quest'anno, ma non è sicuro. Non è sicuro. Rispetto all'anno scorso c'è molta più probabilità quest'anno. Però comunque ancora non è sicuro. Me lo dovrebbero regalare per compleanno il biglietto per la partita. Prima se vincevi la Coppa Italia giocavano la Coppa delle Coppe. Da quando l'hanno chiusa, se la vinci vai in Europa League. C'era pure la Coppa Intertoto se arrivavi ottavo, che pure quella non c'ha senso di esiste. Ciao Andrea, mai capito il senso della Coppa Intertoto? Ciao Matt, avete preso un grandissimo attaccante come Simeone, un giocatore da Napoli, io lo paragono a Cavani, e addirittura. Grazie ancora Matti comunque. Un tempo esisteva anche la Coppa delle Coppe, e la Coppa delle Coppe io non l'ho vissuta praticamente. Non di quella parola, guarda. Non dire quella parola tra Miro e Supremo. Bruttissima, bruttissima parola. Se segna il Cagliari... Sì, Destrox, sì. Che era quella del 99? Quella che ha vinto la Lazio? Anni 90 comunque, mi sa. Grazie ancora, Matti. Però non dovevi. Mi hai regalato 45 centesimi, grazie mille. Preferisci i cachi o la pesca sciroppata? Nessuna delle due. Così. Non lo so. Non sono un grandissimo mangiatore di frutta. Raga, fa un caldo bestiale comunque. Sì, confermo il periodo delle sette sorelle. La Coppa delle Coppe fu spesso del Parma.
Anche qua fa figura di Accai. Ma io sto sotto il coso del Tevere, cioè sto sotto al Tevere praticamente. Quindi qua è caldo umido, un caldo bestiale. Scusate, ruttino. Come stai, Miro? Tutto a posto, te Andre? Come stai? Spero tutto bene. Non bene, come mai non bene? Simone se ritorna il primo di Firenze vi farà gioire molto, è un campione sottovalutato, se gioca come là sono dolori per gli avversari, fidati. Ma io lo spero, io lo spero. L'unico a aver battuto Ceri è stato Terò. Vabbè, Terò è un regista, non è un giocatore. A Cagliari 36 gradi. E io non so quanti qua ce ne stanno, mo te dico. Ciao Partenopeo, devo riprendermi da un'operazione. Ah, mi dispiace. Allora, auguri di pronta guarigione, mi raccomando, sempre sul pezzo. Quella della pasticceria. Ciao Pietro, tranquillo, non ti preoccupare. Non te preoccupe. Mo vi dico quanti gradi ci stanno qui. Allora, andiamo a vedere, andiamo a visionare. Meteo. No, qui non ce ne stanno 36. Ce ne stanno molti di meno. Ce ne stanno 28. Però vi assicuro che fa un caldo bestiale. Temperatura percepita 29 gradi, però sembra molto molto più caldo, devo essere sincero. Beato, fa un caldo bestiale, è umido da morire. Pure io voglio il freddo. Io so molto più quell'inverno. Comunque non mi è sembrato niente male nemmeno Vicario come portiere. Ho visto che ha parato un rigore. L'ultima partita di Serie B. Acqua fresca era svincolato. Tanto che ci fai mo con acqua fresca? Conosci il portiere della Primavera Ciocci? Purtroppo no. Non l'ho mai visto. Non la seguo quasi mai, cioè non l'ho praticamente mai seguita la Primavera. Li conosco di nome, ma nemmeno tutti. Vicario da 2 anni è titolare a Cagliari, è molto tecnico e sa come muoversi in porta, concordo. Sono tutti D, ma di diverse categorie. Sfoderare tutto il repertorio dei Ciccio Gamer proprio. Cosa ne pensi del girone del Basilea in Europa League? Non me lo ricordo nemmeno chi ha beccato. Fammi vedere chi ha beccato il Basilea. Basilea Europa League. Vediamo un po'. Krasnodar, Trabzonspor e Getafe. Eh, non è mica facile come girone. Il Krasnodar è comunque una squadra ostica. Il Trabzonspor è una delle squadre turche più forti, dopo Beşiktaş, Galatasaray e Fenerbahce. E il Getafe è una squadra rivelazione. Quindi non è per niente facile. Io sono stato all'Olimpico a vedermi Roma Toro, allenatore Ericsson, lo chiamavamo Mister perché pareggiava sempre. Ah, Mister X, scusa. Non si vede un cazzo però dall'Olimpico. Non so in quale settore tu sei andato, ma non si vede un cazzo all'Olimpico. E noi ci lamentiamo fin quando rimane quell'allenatore, non andiamo da nessuna parte. Ciao Miro, ciao Antonio, lo so benissimo, lo so benissimo.
Acqua fresca con questo caldo ci sta bene, quello sì. Noi al Celtic e il Ren. Quando una bella live con Giovanni? Non lo so, non lo so. Ci ho partecipato una o due volte in una live con Giovanni, ma non so quando ricomincerà. Poi adesso deve partire, no, quindi per un po' non c'è. La Lazio e anche il Cluj. Il Cluj è tosto, sta per qualificarsi in Champions League ai gironi. E il Cluj ha scalzato definitivamente la mia squadra rumena preferita, perché ormai è diventata la prima squadra della Romania al posto dell'ex Steaua Bucarest. Intanto non so se, non mi ricordo se ti ho salutato Seba, quindi ti risaluto. Ciao Seba. Ha scalzato lo Steaua. Curva Sud, 1985 mi pare, 34 anni fa, quando è nato mio cugino poi, che ho aiutato ieri all'asta del fantacalcio. E grosso modo comunque la visibilità all'Olimpico è una merda per colpa di quelle piste d'atletica del cazzo. Beh, ragazzi, ci sentiamo allenamento, una bella arrostita a Sibiri. Scusate la pronuncia. E... Comunque ciao. Ciao Dani. Lo Steaua ci avevamo perso in casa loro. E lo Steaua è una bella squadretta, eh? A me piace. Ma il Cluj ha proprio è risalito sul tetto del campionato rumeno e tra l'altro, piccola chicca, il portiere Universitea, come cazzo si chiama, Craiova, la squadra che veniva allenata da Dennis Mangia, non so se c'è ancora, è Mirko Pigliacelli, nome che a qualcuno potrebbe già, ex portiere del Pescara, della Pro Vercelli, i cui genitori abitano esattamente lì. Lì c'è un palazzo e i genitori mi abitano davanti. Me l'ha detto mia madre, pensare un po', perché io non lo sapevo. Come un po' più dietro abita Alessio Riccardi, che è il ragazzo che ha debuttato con la Roma. Della mia stessa zona è anche coso. Come cazzo? Aimone Calì, il ragazzo che è stato cioè, è uscito alla ribalta perché dall'eccellenza è passato all'Atalanta e adesso se non mi sbaglio sta al Catanzaro in prestito. Ce ne stanno dei giocatori usciti fuori dalla mia zona. Poi c'è il cugino della mia ragazza che adesso gioca col Trastevere. Quindi a segnare il rigore lì in Romania. Sì, ho visto le storie. A Sibiri vuol dire tipo alla prossima in sala. Ah, ok, ok. All'Olimpico ci vado per i concerti, ho preso sempre parterre. Vabbè, se prendi sempre parterre è un conto. Il padre della ragazza è romano. Se un giorno dovessi venire, ti farebbe piacere vederci per un saluto e un caffè e una birra? Ma ci mancherebbe, certo. Se mi è possibile, assolutamente. Ma stai scherzando? Ma certo. Ma nemmeno me lo devi chiedere. Assolutamente sì, ma stai scherzando. Io avevo conosciuto il nipote di Murgia proprio la settimana della Supercoppa, ma che a farlo apposta. Ah, ecco, vedi, il cugino della mia ragazza ha giocato insieme con Cataldi nella Lazio Primavera. Che poi la cosa bella è che se non mi sbaglio, Cataldi è andato in prestito al Crotone, però ce doveva andare il cugino della ragazza mia in prestito al Crotone.
Serve che Maran cambi modulo e disposizione di alcuni giocatori adesso. Abbiamo buoni centrocampisti in grado di giocare sulla tre quarti. Con Pavoletti KO si adatta meglio un 4-2-1 con Simeone punta. Assolutamente, assolutamente, mi trovi totalmente d'accordo. Metti Nainggolan e João Pedro dietro a Simeone e Nandez, un regista, perché si può giocare pure senza regista, però un regista è sempre meglio avercelo, quindi che ne so, un Nandez, Cicarini e Rogga a centrocampo, eh, ed è tanta roba, ed è tanta roba. Hai visto Falcao e il Galatasaray? Questo mi mancava. Tra l'altro il Monaco spero vivamente che retroceda. Mi sta sui coglioni un po' il Monaco. Come mi sta sui coglioni il Paris Saint-Germain, come mi sta sui coglioni il Salisburgo. Gente che strilla random. Pure Nzonzi al Galatasaray. Nzonzi lo sapevo. Nzonzi lo sapevo. Ma c'era un prestito con obbligo. Ciao Albi, alla prossima. Tanto può essere che stasera ne faccio un'altra di live. Ciao Miro, ciao Don Michel. Volevo farti una domanda, lo manderesti via all'allenatore? Assolutamente sì. Cosa ne pensi di Darmian al Parma? 1,5 milioni forse poteva fare comodo anche noi. 1,5 di ingaggio? 1,5 di ingaggio intendi o 1,5 è stato il costo? Perché non credo che il Manchester United te faccia partire Darmian per 1,5 milioni, quindi penso sia l'ingaggio. Comunque Darmian non ci poteva far comodo perché comunque sulla destra abbiamo già Cacciatore e Mattiello e a sinistra purtroppo abbiamo Ligo Giannis e Pajak. Mi sembra sia stato il costo, mi pare un po' pochino, mi pare troppo poco sinceramente. Può essere pure, però mi pare un po' pochino. Perché il Salisburgo è la mia squadra straniera preferita? Perché a me le squadre che sono affiliate con Red Bull, con queste multinazionali e così, e che mandano a fanculo totalmente la tradizione calcistica di una città, le odio. Perché lì si vede proprio che è un'azienda, non è una squadra di calcio, è un'azienda. E sinceramente a me fa anche un po' schifo. Non mi piace per niente. Salisburgo, Lipsia, New York, tutte le squadre che si chiamano Red Bull prima, che hanno come nome Red Bull, mi fanno veramente schifo. Quello non è calcio, quella è pubblicità. Ciao Destrox, che voto daresti al mercato del Cagliari? Viste anche le ultime operazioni, un 7 meno. Come riportato da Sky Sport Darmian, che era in scadenza con Ah, era in scadenza, ok. Ok. Allora sì. Allora sì. A me in Francia la mia preferita è il Saint-Étienne, a me il Lione. In Francia la mia è il Lione. Al posto di... sinceramente mi vanno bene loro due. Cagliari ha perso 2 volte in casa, è grave, lo so bene, lo so benissimo. Il Lipsia in Germania è odiatissimo, la tradizione lì va rispettata, ma andrebbe rispettata a prescindere, che sia Germania, che sia Austria, che sia Stati Uniti, che sia Italia, a prescindere la tradizione va rispettata e se tu mi metti il nome di un franchise prima del nome della mia città, a me mi rode il culo. A me fa schifo questa cosa, perché lì è pubblicità a gratis, non proprio a gratis, perché comunque è un'azienda e Parma, la giochiamo a Parma, al Tardini.
E a me sinceramente fa schifo, fa molto schifo. Ci sono rimasto male per il trasferimento di Romagna al Sassuolo, sinceramente anch'io, perché c'erano delle pedine molto più sacrificabili rispetto a Romagna. Red Bull merda, assolutamente, sempre. Squadra preferita inglese? Arsenal. Arsenal e Bristol City. Provo un po' di simpatia per il Liverpool, però preferita in assoluto Arsenal e Bristol City. Sogno il Bristol City che torni in Premier League, lo sogno veramente tanto. Rosico che poi hanno nemmeno dimezzato la Premiership su DAZN perché ci stanno solo alcune partite. E rosico perché a me gusta vedere gli highlights della Championship. Le mie preferite inglesi, Tottenham, che a me non piace per niente, poi essendo un fan dell'Arsenal devo supportare l'Arsenal, quindi Tottenham proprio no. Manchester United è quella che mi sta più sui coglioni. Wolverhampton nì. E l'Everton, la simpatizzavo una volta l'Everton, poi data così è finita. Ecco, vedi, te posso aggiungere Arsenal, Bristol City e Watford, perché mi piace la maglia. L'Austria Salisburgo, come si chiamava negli anni 90, superò nell'anno della magica scalata il Norwich in semifinale impattando poi con l'Inter. Non è rimasto più niente di quella squadra. Perché? Perché ci si è messa in mezzo la Red Bull. Ma ve pare giusto? Ecco perché a me stanno sul cazzo le squadre così. E spero che possano fallire in tutto. In tutto. In tutto. Favorita per la Champions? Tosta. Mm. Ma nel senso che chi credo possa vincerla o chi spero possa vincerla? Forza Sheffield. Sheffield è storia. Sheffield è veramente storia. Ma è possibile che le squadre che piacciono a me a te stanno sul cazzo? Lo so. È più forte di me. Lo United mi piaceva quando c'era Cristiano Ronaldo. Poi mi è andato veramente sul cazzo. Una squadra dei presuntuosi. Pure il Paris Saint-Germain mi sta sui coglioni per lo stesso motivo. A me le squadre che hanno i sordi mi stanno sui coglioni. Perché mi sta simpatico? In Francia mi piace il Lione. Perché a parte che il Lione c'ha un giocatore spettacolare come Juninho Bernambucano, partendo da questo presupposto, ma perché era una squadra che veniva dalle serie minori, che era diciamo una sorta di nobile decaduta, che per 6-7 anni di fila ha dominato il campionato francese. Senza spendere chissà quali sordi, eh. Ed ecco perché è nata da lì la mia simpatia per il Lione. Sta Red Bull de merda rovina l'azione calcistica delle squadre. Mi trovi completamente d'accordo. In Inghilterra sono troppo avanti. Se confrontiamo uno stadio di Serie D inglese con un italiano facciamo ridere. Assolutamente. Ciao Andrea, alla prossima. Regista sul cazzo a tutti. In Francia come il Bayern Monaco, un po' come la Juve. Idem in Svizzera a me piace molto lo Zurigo. No, lo Zurigo non mi sta sui coglioni, mi è indifferente. La maggior parte delle squadre svizzere mi sono indifferente tolto il Basilea. Perché il Basilea è quella che mi piace di più. A Camillione squadra preferita in Francia. Ma un pensierino. E che ci ritroviamo poi con Paoletti e Coso. Pavoletti e Rossi rotti perché tanto Rossi appena mette un piede sull'erba, boom, rotto, crociato, spalla, tutto finito. In Russia la tua preferita? Non mi pare ce ne sia una preferita in Russia.
Rai 1 c'è Armenia-Italia. Una partita di merda. Tra l'altro, per chi fa il fantacalcio con me su Fantapaz, ecco un'altra cosa che dovevo dire, vi ricordo che è aperto il calciomercato, è aperto fino a venerdì 13. Fino a venerdì 13. Quindi se dovete fare la squadra, perché ho notato che alcuni la squadra non l'hanno proprio fatta, o comunque se dovete fare acquisti o cose del genere, il mercato chiude venerdì 13 alle 18. In Spagna chi ti piace? Valencia, Real Madrid, odio a morte il Barcellona, Valencia, Real Madrid e la Real Sociedad. Valencia, Madrid, Real Sociedad. Però de più di tutte Valencia e Real Madrid. E poi penso che un po' tutti siamo innamorati dell'Athletic Bilbao, perché penso sia proprio una squadra romantica l'Athletic Bilbao. Non può non affascinarti l'Athletic Bilbao, però tra tutte Valencia e Real Madrid. Sì. E invece sul cazzo il Barcellona, ma sul cazzo parecchio, eh. Vediamo se a qualcuno piacciono le mie stesse squadre spagnole. Vediamo un po'. Atletico Madrid. Non mi sta sul cazzo, ma non mi piace. Real Betis mi affascina. Tutte e due le squadre di Siviglia mi affascinano, però non è che ne vado matto. Il Villarreal a me piaceva un tempo, però non mi piace più. Nelle squadre olandesi, vabbè, Ajax, ma per un semplice motivo, non perché è la squadra più forte, ma per un solo motivo. Johan Cruyff. E la chiudo lì, non c'è bisogno che dico altro. Bilbao e Mallorca. Il Bilbao è una squadra romantica, è veramente una squadra romantica, è veramente bellissima. Mallorca, beh, alla fine è risalito stanno, quindi la Z Alkmaar. Ci sta, dai. Alla fine ci stanno tre squadre forti, Ajax, PSV e AZ. Una volta era uscita così il Twente, però come è uscita se n'è riannata subito. Ah, mi gusta sapere le vostre squadre preferite straniere. PSV a vita. Allora siamo rivali. Siamo rivali. Che poi se ci faccio caso, mo che ci sto a pensare, sono quasi tutte biancorosse. Ajax biancorosso, PSV biancorosso, AZ biancorosso. La mia preferita polacca. Allora, polacca, c'è sta il Legia che mi sta sul cazzo, c'è sta il Wisla Cracovia che, cioè non è mi stanno sul cazzo, mi stanno indifferenti. Il Pogono, quella da dove viene Valukiewicz, non mi dice niente. Poi c'è il Jagiellonia. Là non c'è nessuna squadra polacca che mi ha mai affascinato, devo essere sincero. Polacca nessuna, decisamente nessuna.
A te piacciono quelle verdi? Ah, ecco perché. Quindi presumo che ti piaccia anche il Celtic. Il miglior acquisto del Cagliari, Nandez. Anzi, Rog. Celtic, tutta la vita Celtic. Tutta la vita i Celtic Glasgow. È iniziale Armenia-Italia, sì, ma sti cazzi. Metterei 11 polacche, non sarebbe male come idea, eh. La tua preferita danese? Dio. De danese io mi ricordo il Copenaghen. Tolto quello, per me è un mistero di quali squadre ci stanno in Danimarca. Non ne ho una, danese non ne ho una. I biscotti, che tanto ogni volta che apri la confezione sempre da quel filo ci trovi. Quindi, però i biscotti. No, davvero. Non c'è una squadra preferita danese, non mi ha mai intrigato nessuna. Ma sì, infatti. Stella Rossa tutta la vita. Stella Rossa tutta la vita. La mia preferita cinese, AliExpress, che per chi non lo conosce è un sito cinese. Non ne ho una cinese, cioè non si può nemmeno definire campionato quello. E penso proprio di sì, Christian. Siamo rivali in quasi tutto. Negli anni 90 il Legia Varsavia era di Nicola Garuso. No, Grauso. Scusa, no, Garuso, Grauso. Un famoso imprenditore cagliaritano. Ecco, vedi, io questo per esempio non lo sapevo. E ti ringrazio, The Game, perché è sempre bello scoprire queste cose. Tedesche preferite? Allora, tedesche preferite? Non mi piacciono né il Borussia Dortmund né il Bayern Monaco. Tempi fa mi piaceva il Werder Brema, ma non mi piace più. Tempo fa mi piaceva lo Schalke 04, ma non mi piace più. Non ce n'è una preferita, penso, ma quella che mi piace di più è l'Amburgo. E vi spiego anche il motivo, perché molti, quando l'anno scorso, anzi ormai quasi 2 anni fa, è retrocesso, molti hanno parlato di vandalismo, comunque della tifoseria dell'Amburgo che ha incominciato a lanciare petardi, i fumogeni in campo, parlando come un qualcosa di brutto, cose del genere, quando nessuno ha mai realizzato che semplicemente quello si trattava di amore. Devo dire d'amore. Perché amore? Per chi non lo sapesse, l'Amburgo era l'Inter della Bundesliga. Era praticamente una delle squadre che non era mai retrocessa, mai. E aveva un orologio in cui si contavano i giorni in cui l'Amburgo non era mai non era mai retrocesso ed era sempre rimasto in Bundesliga. Arrivano gli ultimi minuti, i minuti finali dell'ultima partita, e quello che è stato fatto dai tifosi dell'Amburgo, cosa che a me è sembrato subito lampante, è stato fatto per cercare di non far arrivare mai il momento in cui la partita finisse.
perché l'Amburgo era già retrocesso, mancava solo l'ultima partita ed è stato fatto quello per cercare di far ritardare il più possibile quel momento, perché non volevano che accadesse. Era il loro vanto. E quel gesto è stato uno dei gesti d'amore più belli che io abbia mai visto e mi è rimasto nel cuore. Mi è veramente rimasto nel cuore quel gesto, non me lo riuscirò mai a dimenticare. Mai. Veramente bellissimo. Io l'ho trovato anche quello di un romanticismo che poche cose, veramente. Bello, bello, bello. E mi dispiace che molta gente non abbia mai capito il significato di quel gesto. Nessuno penso l'abbia mai capito. E mi fa strano che io ci sono arrivato e gli altri no. Tra l'altro, esatto, Hamburgo di Ekdal. Non so perché, ma quelli della Red Bull mi piace. A me stanno sul cazzo da morire. Te l'ho spiegato il motivo. Però a me stanno sul cazzo da morire. Sono delle usurpatrici di squadre di calcio. E mi ci rode pure il culo il fatto che vadano bene. Io spero che possano fallire in tutto. Ma lo spero col cuore, eh. Lo spero veramente. E un po' mi piace anche l'Union. In Champions, Liverpool-Salisburgo siamo contro allora, sì. Direi proprio di sì. Ma simpatizzo il Liverpool soltanto per You Will Never Walk Alone, la Cop e Shaqiri. Punto. Perché se no è indifferente anche il Liverpool. Mané ex Salisburgo, lo so. Lo so. Il problema è che il Salisburgo ha una buona squadra così come ce l'ha l'Ipsia. Me lo fai apposta, Christian. Ciao Zares, alla prossima. Me lo fai apposta, Christian. Indovina qual è la mia preferita in Grecia? L'Olympiakos. Già. Ho capito. Mica è colpa mia. A me piace Olympiakos e devo fa. Non è colpa mia. È colpa tua che ti piacciono tutte le squadre che non piacciono a me. Per esempio, tra Boca e River, tu da che parte stai? Vediamo un po' se siamo dello stesso pensiero, se abbiamo gli stessi gusti. Tanto finisco la sigaretta e vado, ragazzi. Ho capito, allora sei te, Christian. E allora sei te. Dillo, dillo, dai, dillo, sei tu. Niente, non andiamo d'accordo proprio. Non andiamo per niente d'accordo. Io amo da morire il Boca. Io amo da morire il Boca.
Almeno quello sì, fortunatamente quello sì. Almeno quello. Intanto mi è arrivata la notifica che l'Italia sta perdendo, perfetto. Sì, sì, mi è arrivata la notifica pure a me. Mi è arrivata la notifica, tranquilli. Vedi che faccio bene a non vedermela. Si fa segnare all'Armenia. Tra l'altro, chi cazzo ha segnato? Aspetta. Karapetian. Ci ha segnato Karapetian. Oddio. Solo noi se famo fa gol da Karapetian. Quanto siamo forti. Ma siamo proprio forti, eh. Karapetian. Karapetian. Sono curioso di andare vedendo gioca sto Karapetian. Regà, Karapetian su assist di Barseghian. Karapetian gioca nel Sochi in Russia. Mi coglioni. Tra l'altro poi tutti i nomi facilmente pronunciabili c'hanno, eh. Capito? Nemmeno Mkhitaryan o Mkhitaryan, ma Karapetian, Karapetian. Chi c'erano? Donnarumma, Palmieri, Romagnoli, Bonucci, Florenzi, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Belotti, Bernardeschi. Cioè noi a questi gli mandiamo un capoccia, ma se fammo segnare da Karapetian. È un po' come se avessimo preso gol da Ligo Giannis all'incirca, eh. Tranne per il fatto che Ligo Giannis non è convocato in nazionale, e te credo. Ciao Andrea, sempre Forza Casteddu, ma tanto vado anch'io, infatti saluto, saluto voi ragazzi, vi ringrazio della compagnia, tanto alle brutte ci ribecchiamo stasera, quindi penso che ne farò un'altra stasera, dato che non ho una minchia da fare. Ciao ragazzi e grazie ancora. Alla prossima.